Mancano pochi giorni all'avvio dei lavori che a Realmonte consentiranno il consolidamento del versante sud-ovest del centro abitato in prossimità dalla scuola elementare e a valle della via Palermo. La struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha aggiudicato l'appalto per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli interventi. Giunge così al termine una vicenda che negli ultimi anni ha creato non poca apprensione ai residenti di Realmonte, zona densamente popolata. La costante attività di monitoraggio delle aree più fragili dal punto di vista del rischio idrogeologico, ha commentato il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani al vertice della struttura commissariale, ci consente di programmare le risorse disponibili, di intervenire nel più breve tempo possibile nel rispetto delle procedure tecniche e delle normative vigenti. La salvaguardia della pubblica incolumità e la messa in sicurezza dei centri abitati sono gli obiettivi che ci siamo prefissati. La sinergia con le amministrazioni comunali da una parte e la piena collaborazione tra gli uffici tecnici dall'altra sono alla base degli ottimi risultati raggiunti. A Realmonte si interverrà per risolvere in modo definitivo le criticità che hanno aggravato una situazione già problematica in questo sito. Infatti, negli ultimi 20 anni si sono registrati numerosi episodi di movimenti franosi che hanno causato danni importanti al manto di alcune arterie stradali strategiche e prodotto lesioni a edifici privati e infrastrutture pubbliche. A seguire lavori secondo la graduatoria ufficializzata dagli uffici diretti da Sergio Tuminello sarà la NGA Costruzioni di Mussomeli in ragione di un ribasso del 31,9% per un importo poco inferiore al €1.000.000. Il progetto ha individuato soluzioni che prevedono opere idriche e di contenimento, quali gabbionate e palificate in cemento armato per contrastare lo scivolamento del versante. Un sistema drenante permetterà inoltre di convogliare le acque in appositi pozzetti. Si farà anche un ricorso all'ingegneria naturalistica con rivestimenti in geostuoia in grado di contrastare i fenomeni erosivi.